Una giornata di cordoglio quella di ieri, un susseguirsi di pensieri, di preghiere e di messaggi rivolti alle vittime e ai feriti del tragico incidente della Vempa a Mestre e ai loro familiari. Una tragedia immane che ha colpito il territorio e che sta lasciando un segno su molti di noi. Il cordoglio è giunto da tutte le forze politiche, dal sindaco Brugnaro al presidente della regione Veneto Luca Zaia, dai consiglieri regionali del Partito Democratico che continuano a seguire l'evolversi della situazione, ad Erika Baldin che ha rivolto un ringraziamento a tutti gli uomini e le donne impegnati nell'emergenza. Una parola di vicinanza alle vittime e ai feriti anche dall'amministrazione clodiense che ha parlato attraverso l'assessore Serena De Perini. Le bandiere ora sono a mezz'asta in tutti i comuni della città metropolitana fino al 6 ottobre, in segno di vicinanza a tutte le vittime di questa immane tragedia. Al cordoglio si unisce anche al completo il team di Chioggia Azzurra. Al Befed potete gustare il delizioso panino burger con galletto da 150 grammi, accompagnato da fresca rucola, gustosa e saporita cipolla, crispy e formaggio con salsa peppers smoke. Il tutto a soli 13 euro fino al 3 ottobre. Befed ti aspetta con prodotti di alta qualità e con altre fantastiche promozioni. Befed, al Parco Commerciale Clodì sulla strada statale Romea, località Brondolo di Chioggia.